Ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso con una denuncia per fuga e omissione di soccorso un incidente avvenuto la sera prima dell'Epifania a Pertegada durante la manifestazione della Foguera Taltimen, mentre svariate migliaia di persone assistevano allo spettacolo di luce e fiamme in corso dall'argine. Una mamma con un bambino e una carrozzina stava raggiungendo la piazza a piedi perché era quasi arrivata davanti alla banca da dove aveva iniziato l'area in cui era stato interdetto il traffico veicolare quando è stata urtata da un'automobile. Al volante della vettura un cittadino italiano di circa 70 anni. La donna stava camminando quando è stata agganciata dalla vettura che l'ha fatta cadere a terra, riportando un trauma da schiacciamento al piede. L'automobilista al momento dell'urto con la signora non si è fermato e si è invece allontanato senza prestare soccorso. In servizio la pattuglia della polizia locale e anche lo stesso comandante Alessandro Filippin, che ha potuto scegliere di sganciare una delle pattuglie dal controllo dell'area della manifestazione per consentirle di inseguire l'uomo. L'uomo è stato individuato nella propria abitazione dopo i primi riscontri sul veicolo. Gli è stata notificata una denuncia per reati di fuga e di omissione di soccorso ed è stato deferito all'autorità giudiziaria in attesa di essere anche segnalato alla prefettura per il ritiro della patente di guida. Insolito salvataggio per 2 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lignano che ieri sono state impegnate per soccorrere un delfino intrappolato nella secca della laguna di Lignano. La segnalazione di un delfino intrappolato all'interno della laguna ha attivato una squadra di pompieri uscita in mare per verificare. Il cetaceo è stato trovato nel punto indicato. Buona la prima per i saldi a Trieste, complice oltre al meteo anche l'ottima presenza di turisti in città. Nel capoluogo giuliano sono arrivati tanti acquirenti e visitatori da Slovenia, Croazia e Serbia. Secondo Federalberghi, alcuni hanno approfittato di una sosta di qualche giorno durante il viaggio verso i Balcani, dove i serbo-ortodossi festeggiano il Natale. Non si è registrato il sold out, ma la situazione è decisamente migliorata se paragonata alle scorse stagioni. Continua anno dopo anno l'ascesa dei prezzi dei biglietti del trasporto pubblico locale. Con delibera di giunta la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato lo scorso 20 dicembre le nuove tariffe degli abbonamenti dei biglietti del servizio di trasporto pubblico locale per il 2025, che hanno confermato lo sconto del 50% sugli abbonamenti semestrali annuali per le persone che abbiano più di 65 anni e che richiedano un abbonamento in Friuli Venezia Giulia. Per gli studenti residenti in regione che abbiano meno di 27 anni per l'anno scolastico accademico 2025-2026. Previsioni meteorologiche: oggi cielo coperto con piogge deboli e moderate sulla costa, in genere abbondanti e localmente intense sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. Quota inizialmente 800.000 metri, poi in risalita fino a 1200-1400 metri sulle zone interne, 1400-1600 metri sulle prealpi, possibili nevicate abbondanti ad alta quota su Alpi e Prealpi Giulia e sulla Carnia orientale, possibili temporali. Da pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, cessazione in serata, soffierà vento moderato da sud a sud-ovest sulla costa e anche in quota possibili foschie o nebbie in serata, specie sulla pianura. Temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, le massime fra 9 e 12, temperature sulla costa minime fra 7 e 10, le massime fra 11 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.